Buongiorno a tutti, benvenuti. Il nostro Focus TG che inizia a mezzogiorno in punto e che vi accompagnerà fino alle 13:30, è martedì 15 aprile. Come sempre tante notizie ma anche tanti collegamenti esterni, andremo un po' a vedere che cosa accade a nord-est, la cronaca, il maltempo, un po' quello che sta succedendo nella nostra regione, ma insomma anche in Friuli Venezia Giulia, quindi un po' di attualità e un po' anche di quello che è accaduto nelle ultime ore. Abbiamo una pagina di cronaca molto nutrita in apertura e iniziamo questa pagina di cronaca tornando a Mestre, dove si è registrato il bruttissimo episodio di una ragazzina aggredita e violentata, una ragazzina di 11 anni mentre rientrava a casa. Il 45enne accusato di averla aggredita resta in carcere mentre c'è paura tra le famiglie. Il parroco della comunità dice: con certi soggetti bisogna agire preventivamente. Vediamo. Tutte le risorse, anche quelle che erano a riposo, si sono gettate sulla strada per rintracciare il colpevole e così è avvenuto. Dobbiamo essere grati alle forze dell'ordine. Resta rinchiuso nel carcere di Venezia, dove all'interrogatorio di garanzia col GIP si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere Massimiliano Mulas, il 45enne di origine sarda, accusato di aver aggredito e violentato una ragazzina di 11 anni dopo averla seguita fino a casa mentre rientrava dalla palestra, giovedì pomeriggio. Sono molti gli elementi indiziari a suo carico raccolti dai carabinieri, oltre alla sfilza di precedenti per reati sessuali che l'hanno fatto entrare e uscire dal carcere negli anni. Quella sera Mulas è stato rintracciato sulla base di un fermo di polizia, fuggendo dall'abitazione della ragazzina dove era entrato per compiere l'ennesima brutalità su una giovane vittima indifesa. Aveva infatti perso il portafogli con i documenti. La violenza si è consumata nell'androne del palazzo quando la ragazzina stava per entrare in casa, modalità che il 45enne ha messo in atto altre volte. Lei si era insospettita, era al telefono con un'amica che quando l'ha sentita gridare ha immediatamente lanciato l'allarme. Sconvolta la comunità, dalla parrocchia alla scuola che ha già organizzato incontri per aiutare i compagni di classe ma anche i genitori. C'è paura e incredulità, denuncia il parroco. Non ci sono parole per qualificare questo crimine, non ci sono proprio parole, siamo a livello di una disumanità incredibile. Il curriculum di questa persona, ahimè, è già di per sé pesantissimo e non basta che uno sconti la pena poi è libero come qualsiasi altro cittadino. Se è pericoloso va trattato come persona socialmente pericolosa. Questo è mancato. Al di là della pena, devono anche garantire la sicurezza sociale, quindi io credo che ci voglia anche una giustizia preventiva. Abbiamo bisogno veramente di imparare in questi giorni come fare, perché lo dico per me almeno, così anche per i catechisti della parrocchia eccetera, ci troviamo tutti quanti inadeguati. La piccola vittima e la famiglia hanno ricevuto supporto immediato per far fronte al dramma che li ha investiti. Il Comune ha attivato subito e tuttora tutti i suoi canali supporti sociali nella scuola, con le famiglie, con la comunità scolastica fisiologicamente coinvolta e d'altro canto l'azienda sanitaria ha preso in carico la ragazzina. Anche qui si tratterà di vedere come reagisce di fronte a un trauma che sicuramente si porterà dentro sempre. È un percorso di accompagnamento a più mani dove il Comune sta facendo la sua parte e sicuramente farà tutto quello che sarà nelle sue corde, nelle sue possibilità. Ma questo non doveva accadere, evidenzia Besio, lanciando un appello allo Stato. Lo Stato non può abbassare la testa e far finta di non vedere che ci sono delle situazioni davvero pericolose dove, per quanto tu abbia attivato determinate misure, evidentemente non sono bastevoli e queste persone devono essere messe nella condizione di non nuocere. Davvero non possiamo attendere che si verifichino altri casi per poter procedere. Questo è sintomo di uno Stato, un sistema che non funziona, perché le risposte arrivano quando è già troppo tardi. Poi torneremo su questa triste vicenda, sentiremo altre voci e tra l'altro dobbiamo registrare una violenza anche a Padova, infatti tra poco ci racconteranno in diretta i nostri colleghi quello che sta accadendo. Il nostro Filippo Fois invece è a Palazzo Balbi per seguire un incontro del Presidente del Veneto Luca Zaia con la stampa. Io direi che possiamo già andare a sentire uno stralcio di quello che sta accadendo in diretta. Unica? Video? No.
Sì. No, ma il video, aspettate col video, fermi col video. Fermi, grazie. Diciamo, aspetta che ho 2 o 3 robe. Eleonora Bugliatti, mi dicono se tu che ti sei inventato. E Andrea Benesso, tutti e due assieme, allora chi a fare notte dovrebbe scriverle meglio. Sono inventati, scusate, mi scrivono che la Bugliatti è quella che ha inventato la roba, è un po' di parte sta nota, mi scuso con Benesso. Dicevo, BAM, e quindi recuperiamo il filo del discorso, Bicycle Adventure Meeting, quindi un evento grandissimo, oggi si punterà alla prossima edizione si terrà a giugno, a circa 10.000. Informazioni in ordine sparso da Palazzo Balbi, poi ci torniamo, cerchiamo di capire altri aspetti di questo incontro di Zaia con la stampa. Prima però torniamo alla cronaca, decisamente grave quello che è accaduto anche a Padova, sempre purtroppo sulla scia dell'episodio che abbiamo poco fa raccontato di Mestre. Anche a Padova, dicevo, una tristissima vicenda che coinvolge una donna, perché c'è stata appunto una donna padovana sequestrata e violentata da un uomo appena uscito dalla prigione. Di questo fatto ci raccontano tutto Valentina Visentin con la collaborazione tecnica di Federico Cibolto. A te, Valentina. Sì, buongiorno. Un orrore, una violenza durata ore, quella subita da una 37enne di origine albanese che sabato mattina è stata sequestrata e violentata da uno sconosciuto, un 36enne di origine kosovara che era uscito di carcere il giorno prima. L'uomo, secondo quanto ricostruito anche dalla testimonianza della donna, il giorno dopo essere uscito di prigione si era presentato sotto casa della donna, l'aveva contattata telefonicamente facendole credere che il figlio della donna 18enne fosse in grave pericolo. Quando la donna lo aveva raggiunto, mostrandogli una pistola e quindi minacciandola, l'aveva portata in una casa del quartiere Palestro qui a Padova. Dopo aver consumato della cocaina, l'uomo l'aveva poi portata e spostata in un altro appartamento disabitato e qui per ore l'aveva violentata e tenuta ostaggio della sua furia. La donna, dopo aver ricevuto una telefonata dal figlio e quindi capendo che il ragazzo non era in pericolo, è riuscita a scappare approfittando di un momento di distrazione del suo aguzzino. È scesa in strada e fortunatamente ha trovato un passante che l'ha aiutata a chiedere aiuto. Sono arrivate sul posto le volanti della polizia che grazie alle testimonianze hanno localizzato in poche ore i 2 appartamenti dove era stata sequestrata e poi abusata, ed è qui che il giorno dopo 24 ore da quanto è accaduto, hanno trovato l'uomo mentre stava ancora dormendo. Si tratta, come vi ho detto, di un 36enne kosovaro irregolare sul territorio con numerosi precedenti. Era appena uscito dal carcere Due Palazzi dopo aver scontato un periodo di detenzione per reati contro il patrimonio, e la prima cosa che ha fatto dopo essere uscito di prigione è quella di mettere in atto un piano diabolico approfittando e abusando di questa donna. Quali siano i motivi è quello che stanno cercando di ricostruire gli uomini della squadra mobile di Padova, e su questo è intervenuto anche il questore Marco Dorisio. Sentite quanto ha dichiarato ai nostri microfoni pochi minuti fa e poi la linea può tornare allo studio. La donna era stata in qualche modo seguita, perché ha fornito spiegazioni sul perché quest'uomo l'ha avvicinata. Sì, anche adesso si sta contestualizzando anche un movente, si stanno vagliandoci un movente ben preciso, probabilmente potrebbe essere stata vittima di una probabile vendetta, e quindi ripeto, l'importante era dare una risposta a questa donna, dare risposte alle donne, ripeto, contestualizzando l'accaduto, individuando e bloccando il presunto responsabile,
Non più di qualche giorno fa, durante le celebrazioni del 173esimo anniversario, appunto nell'intervento che ho fatto, ho sottolineato un po' questa piaga ancora della violenza contro le donne, quindi il ciclo della violenza, le donne vittime, il triste epilogo del femminicidio, e quindi sicuramente fatti gravi che devono essere subito, ripeto, tante attività di prevenzione, perché poi bisogna parlare di cultura del rispetto del prossimo. Dobbiamo riappropriarci del rispetto del prossimo, del rispetto delle persone, del rispetto delle donne. Tanto si sta facendo in chiave proprio di consapevolezza, in chiave di prevenzione, però è importante purtroppo, quando si verificano fatti gravi, dare una risposta repressiva immediata sia alla vittima ma anche, ripeto, a tutto il contesto, in questo caso padovano cittadino. Grazie a Valentina Visentini e a Federico Cibotto, che da Padova ci hanno aggiornato su questo tragico, possiamo dire, episodio di cronaca. E torniamo adesso a Mestre. Prima abbiamo parlato di quest'altra violenza su una undicenne, e ci torniamo perché andiamo a scoprire chi è il carabiniere della compagnia di Mestre che, grazie a un'intuizione, giovedì sera, dopo la brutale violenza, è riuscito a arrestare lo stupratore seriale. Carmine Tondi, lei è il carabiniere che è riuscito a fermare lo stupratore seriale. Come ci è riuscito? Sì, sono proprio io. La sera del 10 aprile avevo appena terminato il mio turno di servizio e mi stavo preparando per uscire, quando siamo stati avvisati, che siamo venuti a conoscenza che c'era stata una violenza sessuale ai danni di una bambina di 11 anni. Allora prontamente siamo scesi tutti in ufficio e, grazie anche al nostro comandante, ci siamo dislocati nelle varie zone di Mestre alla ricerca di questo soggetto. Sulla Gazzella in auto con i colleghi, dopo aver battuto a tappeto tutte le zone di Mestre, parchi, aree commerciali, il centro città, l'intuizione arriva ai giardini di Via Piave. Sono trascorse pochissime ore dalla brutale violenza aggravata. Il carabiniere riconosce lo stupratore, sebbene con abiti nuovi appena comprati a Padova, e lo chiama per nome. Transitando in Via Piave abbiamo notato questo soggetto che era molto agitato, nervoso, girava senza una meta. Un soggetto con fare sospetto che chiedeva informazioni, monete a tutte le persone che passavano. E allora prontamente sono sceso dal veicolo e gli chiedevo un documento di riconoscimento. E lui mi rispondeva che aveva perso il documento. Allora gli ho chiesto il suo nome e me l'ha riferito, e allora prontamente con i miei colleghi l'abbiamo portato in caserma per identificarlo. 23 anni, originario di Napoli, il carabiniere Carmine Tondi, in servizio presso la compagnia di Mestre di Via Milanese. Una volta catturato il pedofilo, il suo primo pensiero è stata la bimba abusata. Sono molto vicina alla famiglia e alla bambina. Grazie alla sua intuizione, da molti viene ora considerato come il paladino della giustizia, per essere riuscito ad arrestare in tempi davvero celeri il pedofilo stupratore, ma lui, umile, risponde così. No, vabbè, ho fatto solo il mio lavoro. E adesso sentiamo anche qualche reazione politica su questo fatto di Mestre. Lega, Fratelli d'Italia, la Lega invoca la castrazione chimica, Fratelli d'Italia lancia un monito al governo, il Partito Democratico presenta un'interrogazione parlamentare, quindi da ogni parte politica la richiesta è la stessa: capire perché un soggetto così pericoloso fosse libero di agire indisturbato. Il posto adatto per questa persona, che non è un malato di mente ma è uno stupratore seriale, va messo in carcere dopo essere stato castrato chimicamente con una legge approvata dal Parlamento ad hoc, perché, lo ripeto, ci sono bambini e donne che non possono avere paura di uscire per la strada, di camminare in libertà e di vivere la propria vita, perché ci sono animali di questo genere pronti ad aggredirle. Soluzione condivisa anche da Fratelli d'Italia, che aggiunge: sarebbe auspicabile davvero arrivare a soluzioni che li rendano inoffensivi. Credo che da parte di chi svolge funzioni all'interno delle istituzioni ci debba essere una presa d'atto rispetto a un problema che esiste e che deve essere necessariamente risolto, quindi capire adesso cosa non ha funzionato è l'aspetto sul quale dobbiamo lavorare, cioè qual è la misura che è mancata. Una domanda che arriva da più fronti e che vuole risposte, come evidenzia anche il Partito Democratico.
Sto presentando un'interrogazione parlamentare rivolta sia al Ministro dell'Interno che al Ministro della Giustizia, proprio per avere delle valutazioni su quanto è avvenuto e su perché possa succedere che una persona di questo tipo non sia monitorata, perché azioni fatte nel passato, violenze fatte nel passato, evidentemente facevano di lui un soggetto non pericoloso, pericolosissimo alla luce di quanto è avvenuto. Questo soggetto non è solo uno stupratore seriale, ma è un pedofilo e davvero si fa difficoltà a comprendere il perché fosse libero. La giustizia deve essere celere, la pena deve essere esemplare e dobbiamo fare in modo che non accadano queste vicende. La responsabilità politica e delle istituzioni, che non si può affermare al commento a fatto avvenuto, ma deve investire in un controllo sociale, in un monitoraggio, in una prevenzione che richiede un lavoro quotidiano nelle politiche sociali e appunto di prevenzione di quanto accaduto. Sono le 12:15, chiudiamo questa pagina dedicata alla violenza di Mestre. Abbiamo parlato anche di quella avvenuta a Padova con un altro stupratore che è stato arrestato dalla polizia. In questo caso a Mestre sono intervenuti i carabinieri. Adesso dalla cronaca di questo tipo passiamo ad un'altra pagina comunque di cronaca e ci colleghiamo con Belluno, dove per noi c'è Tiziana Bolognani al telefono. Buongiorno Tiziana, per farci raccontare di un blitz delle Fiamme Gialle con una discarica abusiva in pratica tra le case, se non ho capito male. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Federico, sì, hai detto bene, il blitz delle Fiamme Gialle a Ponte nelle Alpi ha portato il sequestro di un'area di oltre 2000 metri quadrati. All'interno di quest'area accatastati e ricoperti da vegetazione che di fatto nascondevano la visione, un deposito di rifiuti di diverse tonnellate anche pericolosi, e parliamo di lastre di copertura in amianto, batterie al piombo, pezzi di motori termici contaminati da oli e poi ancora c'era un vecchio pulmino della Volkswagen, pneumatici, elettrodomestici, carta catramata, scarti di edilizia, plastica, ferro, poltrone, divani, un surf e addirittura un paio di sci. I sigilli all'area privata che si trova a ridosso di un rio affluente del fiume Piave sono stati posti una settimana fa, il 9 di aprile, ed è plausibile che la presenza della discarica abusiva sia stata segnalata dai cittadini al nucleo di polizia economico e finanziaria della Guardia di Finanza, che ha inviato sul posto i propri uomini. All'autorità giudiziaria sono stati deferiti per il momento in stato di libertà i proprietari dell'area, che sono indagati per i reati previsti dal testo unico sull'ambiente, e sono in corso evidentemente approfondimenti sui veicoli rinvenuti, sull'eventuale danno ambientale che potrebbe essere stato cagionato dalla prolungata persistenza sul terreno di questi materiali e dalle possibili infiltrazioni di oli usati e di percolato nel sottosuolo. Per questo motivo le Fiamme Gialle hanno allertato anche i tecnici di ARPAV per accertare il grado di pericolosità dei rifiuti che con l'azione di dilavamento del terreno potrebbero avere causato l'inquinamento delle falde acquifere. Per il momento da Belluno, per questa storia che arriva da Ponte nelle Alpi, è tutto. Gli aggiornamenti ve li daremo questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Federico, a te. Grazie Tiziana, grazie per questo collegamento e per questa importante operazione della Guardia di Finanza a difesa dell'ambiente. Ecco, possiamo dire, oltre che di tutti gli altri reati, forse proprio quello più odioso è questo, è quello legato all'ambiente. Adesso andiamo a Treviso per farci raccontare da Christian Arboit quello che è accaduto a un negoziante che è stato picchiato selvaggiamente. Sentiamo i contorni di questa vicenda da Christian Arboit, che è con Tommaso Migot.
Siamo all'interno del money transfer, teatro di una violentissima rissa la scorsa settimana. Le immagini della videosorveglianza parlano chiaro, parlano di una violenza inaudita, di una vera e propria ferocia da parte di alcuni ragazzini che si sono scagliati contro il titolare di questo negozio e anche un cliente. Sequenze molto concitate, quelle che potete vedere e che appunto sono state catturate dal sistema di videosorveglianza interno. I fatti risalgono al 9 aprile, al pomeriggio del 9 aprile. Siamo in via 55esimo Reggimento Fanteria nella zona di Santa Maria del Rovere. Qui con me c'è la moglie del titolare che tra l'altro è stato preso a calci e pugni, la signora Nar. Sì. Buongiorno Nar. Suo marito in questo momento è in questura, conferma? Adesso questura, sì. È in questura per denunciare l'episodio? Sì. Adesso vado a questura, mio marito. Ecco, è stato un episodio veramente violento e lo vediamo anche dalle immagini della videosorveglianza. Sì, perché questo giorno è 9 aprile, pomeriggio sera 7, mio marito lavora qui, anche io lavoro qua. Uno cliente mi ha dato soldi, è andato fuori. Dopo quelle due ragazzini vai di là, anche di là con palloncino. Dopo mio cliente una bicicletta mettono qua fuori. Dopo due ragazzini dato pugno. Lui. Quindi prima c'è stata una colluttazione tra questo suo cliente e questi ragazzini che stavano giocando a calcio, a pallone fondamentalmente. Quindi prima questi due ragazzini che sarebbero molto noti per fatti analoghi qui nel quartiere hanno inveito contro questo cliente, poi lo hanno in qualche modo aggredito. In quel momento è intervenuto suo marito che stava all'interno del negozio. Sì. Dopo mio marito vado fuori, cosa è successo? Perché uno cliente tanto pugno. Dopo mio marito vado fuori, tutti e due ragazzini entrato nel mio ufficio, dopo dato pugno, mio marito di testa è rotto, arriva tanto sangue. Minimo 30 minuti lui dato pugno, mio marito anche uno cliente, tutti e due. Quindi il suo marito ha riportato anche delle lesioni, è stato al pronto soccorso, si è fatto medicare dal medico? Ho chiamato carabinieri, polizia, anche 118, ambulanza. Arrivato ambulanza, dopo uno come bianco, colore bandage, dato questa, dopo ambulanza ha detto non vado pronto soccorso, adesso tutto Quindi lo hanno bendato, lo hanno medicato ed è rimasto qui a casa? 10-15 minuti medicato dentro di ambulanza, dopo ha detto non tanto grave, non vado al pronto soccorso, e questo per fortuna, insomma. Quindi diciamo lesioni limitate, ma tanta, immagino, la paura, un fatto violento. Questi ragazzini sono noti, già hanno colpito in altre attività, furti sono frequenti anche nei market qui della zona. Sì, anche quei ragazzini tutti e due come 3-4 anni minimo, quelle alimentari, anche di là c'è 2 alimentari, ha detto quel proprietario, come succo di frutta, anche patatine, prendono questa, dopo vado fuori, non danno quei soldi. Sì. Ecco, chiarissimo, insomma siete un po' ostaggio. Rubano sempre qualcosa. Rubano sempre qualcosa. Sì, rubano sempre qualcosa. Quindi siete tante volte polizia, quella alimentari Liton, anche quella alimentari Caer, tante volte chiamano polizia ha detto quella ragazzina sotto di 18 anni, cosa fare io? Questo è il tema, ed è un tema ricorrente in questi giorni. Grazie davvero signora Nar per questo racconto. Insomma, un quartiere ostaggio di questi ragazzini, di questi maranza, così sono stati definiti, che stanno agendo, pare, indisturbati. Vedremo se ci saranno delle conseguenze nelle prossime ore, nei prossimi giorni. E grazie a Cristian Arboit e a Tommaso Migot per questo racconto di quanto è accaduto a Mestre. Adesso andiamo a Venezia perché ci ricolleghiamo con Palazzo Balbi. Zaia sta parlando di politica. Questo discorso qua l'ho fatto 5 anni fa, non sembrava l'ultima cena, quando gli ho candidato ho detto: guardate, alla fine degli ultimi 6 mesi qualcuno di voi
se ne andrà. No. Però insomma queste robe io le ho viste un po', le ho viste nel 2015 quando si finì l'amministrazione nel 2010-2015, vi ricordate che addirittura dovetti tornare nel 2015 con la nuova amministrazione a fare addirittura il famoso emendamento moralizzatore, perché mi cambiarono anche, non andarono solo via, mi cambiarono anche tutto il bilancio. Quindi c'è questo livello di attività, ma anche, come si può dire, anche nelle parole, no? Nelle parole, penso, Andreoli è un consigliere che ha detto lui da 40 anni che Masti collega suo padre, non so se qualcuno ha scritto, è stato parlamentare oltretutto, non si ritrova più nel partito. Poi mi sembra di capire che più o meno le stesse parole siano anche del consigliere Rizzotto, della consigliera Rizzotto. Non sono andati in un partito secessionista, questo poco ma sicuro, e quindi ok, avranno fatto altre scelte di vita. E poi c'è un terzo piano, e quindi a me questo secondo piano del quale vi parlo mi compete fino a un certo punto, anche se sono parte in causa perché sono dello stesso partito, perché è un tema di rapporti con il partito, con la segreteria, con tutto quello che è quello che è accaduto, e di riconoscenza nei confronti di un partito che ti ha dato tanto, perché tu oggi fai questa scelta perché il partito ti ha messo in condizione di poterla fare, non di farla, di poterla fare. Io penso che noi dovremmo tutti riconoscere le opportunità che i nostri movimenti ci danno. Sì, sicuramente avremmo magari fatto successo nella vita, tutti avremmo fatto un sacco di belle robe, però è un'esperienza unica, ineguagliabile, se volete anche esclusiva, no? Non tutti possono farla, e penso che un partito non si liquidi così, semplicemente con un grazie. Poi c'è un terzo livello che è quello umano. A livello umano cosa volete che vi dica? Io voglio bene ai miei consiglieri, non riesco a odiarli i miei consiglieri. È l'umanità che ti porta a dire che due persone con le quali hai condiviso un percorso, ai quali hai dato la possibilità di candidarsi, perché ricordo che la candidatura la firmo io, e peraltro uno dei due consiglieri è anche candidato sulla lista civica, porta il mio nome, quindi non scrivete che sono andati via tutti e due dalla Lega, uno è andato via anche da me, e tutti e due, anche Andreoli? Sandonà secondo me è in fase evolutiva, e quindi vabbè, c'è un rapporto umano, c'è ovvio che mi spiace, no? Ne prendo atto, ma mi spiace umanamente, perché poi ti chiedi anche ma perché? Mancano pochi mesi alla fine dell'amministrazione, no? Sarebbe stato bello chiuderla come abbiamo iniziato, però vabbè, queste sono scelte che si fanno, e probabilmente proprio perché mancano pochi mesi. Ma sai, non bisogna mai fare i conti prima dell'oste, questo è un insegnamento, mio nonno mi diceva sempre, mai fare i conti prima dell'oste. Mancano pochi mesi. Ma cosa state facendo col microfono? È la tua? Sì. Bravo. E quindi vabbè, così, cioè la vita, in politica ormai ci siamo abituati a ste robe, e probabilmente non sono i primi neanche gli ultimi, cioè vedremo cosa accadrà. Noi siamo pronti a tutto. Altro? Ma lei Presidente lo sapeva? No, il consigliere Andreoli mi aveva informato, me ne aveva parlato. La consigliera Rizzotto me l'ha comunicato via messaggio il giorno è uscito sui giornali, quando è uscito? No, il giorno prima, che poi voi avete scritto, cos'è? Domenica che è uscita sul lunedì. Invece il consigliere Andreoli aveva chiesto appuntamento, è venuto a dirmelo, a comunicarmi, quindi ci ho parlato di persone, insomma. E si attende da Fratelli d'Italia? Prego? Allora, Luca Zaia sta parlando di un tema di attualità, cioè
la decisione di alcuni consiglieri regionali di lasciare la Lega, ha spiegato cos'è accaduto e anche le sue, diciamo, sensazioni. Poi torneremo da Luca Zaia, ma abbiamo fatto aspettare Luisa Bertini, con la quale mi scuso, e andiamo allora a Montebello Vicentino, è lì con la collaborazione di Simone Squarcina per parlare di un ulteriore Bomba Day, mi pare di capire, cioè dopo il quarto Bomba Day è stato trovato addirittura un quinto ordigno, sono 5 in 3 anni nei cantieri della TAV. Insomma, come si spiega, Luisa, un numero così alto di ordigni? Ciao, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Intanto saluto e ringrazio il sindaco Dino Magnabosco, il sindaco di Montebello Vicentino, per essere con noi, perché appunto noi lunedì, ieri, vi abbiamo parlato di come erano state le operazioni di disinnesco di domenica per il quarto Bomba Day. Sono ripresi i lavori della TAV ed è stato trovato un ulteriore ordigno gemello delle altre, e lì a poca distanza. Sì, sembra proprio di sì. Comunicazioni ufficiali ancora io non ne ho avute, ma da quello che sembra è proprio così. È stato rinvenuto l'ennesimo ordigno della seconda guerra mondiale. Ripeto, non ho nessuna comunicazione ufficiale, quindi non so dire, ma sembra sia proprio così. Ecco, è a una distanza più ravvicinata rispetto all'ultimo, nel senso che siamo tornati nella prima parte, nella parte al di qua del Guà. Sì, sembra proprio di sì. Siamo tornati dove sono state rinvenute le 2 precedenti bombe, quindi siamo dalla parte, diciamo, ovest del fiume Guà. Ecco, lei prima parlava di una stima di bombe della seconda guerra mondiale inesplose, sembra un 20% in percentuale, e avete anche una stima di quante in una giornata venivano fatte cadere in questi territori. Ecco, parliamo un po' di questo tipo di numero. Beh, il ponte sul fiume Guà è stato ripetutamente bombardato dagli alleati, dagli americani durante la seconda guerra mondiale. Abbiamo documentato più di 20-25 bombardamenti. Per rendere l'idea, un bombardamento, quindi un solo bombardamento durato un giorno, sono state sganciate 386 bombe, quindi magari non il 20% ma un 5-10% di queste bombe sono inesplose, e questo rende l'idea di cosa ci sia sotto appunto il terreno in Contraronchi, nelle vicinanze appunto di questo fiume, e questo ci fa riflettere anche a distanza di 70 anni cosa vuol dire una guerra e un conflitto bellico, cosa comporta anche in termini di costi e anche semplicemente i disagi che portano anche nel nostro piccolo comune, perché non è che nel mio programma elettorale era previsto il disinnesco delle bombe, ma erano previsti più che altri i lavori e opere pubbliche, che purtroppo vengono rallentati perché gli uffici devono ovviamente dare la precedenza a questo tipo di emergenza. Ecco, voi qualche settimana fa vi siete riuniti anche con altri sindaci interessati ai tratti relativi a quello che sono poi i lavori per l'alta velocità, per chiedere che ci sia una procedura più snella. Cosa si può fare e che cosa tornate a chiedere anche al governo? Sì, questo l'aveva chiesto fin da subito, l'aveva fatto presente anche Sua Eccellenza il Prefetto, che era da rivedere se era possibile la procedura che prevede comunque il blocco al ritrovamento di ogni singolo ordigno bellico. Nello specifico, quando a Montebello viene rinvenuto questo tipo di ordigno bellico, quindi una bomba d'aereo di 500 libre, il raggio per cui viene interdetto qualsiasi tipo di lavorazione di sicurezza è di 250 metri, quindi per 250 metri si blocca tutto. Quindi andiamo avanti in maniera alquanto lenta, e sicuramente una riflessione è d'obbligo, perché bisogna fare una riflessione e capire se si può andare avanti così, perché noi siamo alla quinta bomba. Fortunatamente, non per chi ovviamente ci vive, ma le persone interessate sono circa, e sono sempre le stesse, un centinaio, ma proviamo a immaginare se succede questo a Vicenza, dove anche a Vicenza bombardamenti ce ne sono stati,
e sostituiamo le 100 persone con 3-4 mila persone. Certo, per la densità di popolazione che c'è poi attorno a quello che sono le stazioni e quello che sono i lavori. Quindi sicuramente la procedura è questa, quindi va rispettata, noi la rispettiamo e facciamo la nostra parte come l'abbiamo sempre fatta, voglio dire, ma magari forse provare a sentire anche qualcuno più in alto, magari il Ministero della Difesa, se è possibile modificare in questi frangenti la procedura, è doveroso. Ecco, quindi abbiamo sentito anche l'appello del sindaco di Montebello Vicentino che si appresta, sembra, appunto al quinto Bomba Day. Per il momento è tutto e restituisco la linea allo studio. Grazie Luisa, grazie al tuo ospite. Naturalmente una cosa veramente particolare quella che sta accadendo a Montebello Vicentino, e allora ci terrete aggiornati naturalmente. Noi torniamo a Palazzo Balbi, sta parlando Luca Zaia ancora di politica e dei cosiddetti transfughi. Che è come un orologio. Chi è che che è come un orologio svizzero, e noi non siamo, come si può dire, in un limbo. Noi fino all'ultimo giorno amministriamo. Io questa mattina ho fatto una riunione sui fondi europei, abbiamo ancora 350 milioni di euro sui quali dobbiamo programmare e progettare, perché è giusto che si trovi il lavoro. Cioè non c'è nulla, non c'è nessun binario morto, non c'è nessuna iniziativa su binario morto. Cioè, noi abbiamo l'obbligo di governare garantendo la minima interruzione ai processi amministrativi. Non esiste che tu avveleni i pozzi gli ultimi mesi perché chi viene dopo di te si trova in difficoltà, e non esiste neanche che chi viene dopo di te nelle amministrazioni utilizzi il suo tempo, invece di governare, andare a ravanare nelle carte per far casino. È una regola non scritta del buon amministratore. Se dopo fai solo politica, non ti amministri niente, allora ti passi tutto il giorno a far polemiche. Insisto, perché non era quella l'idea di neanche pensavo che no, lo dubbi, potesse essere te conosco. Che chi potesse pensare di svelare una cosa. No, ma io ho capito la domanda. Sono delle priorità delle cose che le stanno. Tutte sono priorità. Visto che il tempo comunque sta per chiarare. Sì, ma guarda che non è che le Olimpiadi, puoi dire, non è una priorità, piuttosto che l'autonomia, piuttosto che la sanità. Io ho visto, se dicessi sì a tutte le inaugurazioni della sanità, ne avremo cosa? 2 alla settimana minimo da qui alla fine del mandato, che non sappiamo quando finisce, vi ripeto. Stiamo attendendo la risposta del Consiglio di Stato e non è un magheggio. Voglio continuare a dirvelo che, avendo 2 leggi contrapposte, la nazionale che parla di 60 giorni dopo il compimento del 5° anno e la regionale che dice finestra, c'è qui il Presidente del Consiglio con il quale abbiamo affrontato questo tema, solo primaverile, considerate che poi sta finestra autunnale è tutta una roba storta che nasce col Covid, perché non ci sarebbe mai stata. I miei tecnici mi dicono, prima di firmare il decreto di convocazione delle urne, io lo firmo ma velocemente, non ho nessun problema, dobbiamo avere certezza, perché se le convochiamo ad ottobre e chi vince si ritrova un ricorso di chi ha perso dicendo che era impropria quella convocazione, o viceversa in primavera per la stessa roba, chiariamolo con parere al Consiglio di Stato, così almeno non veniamo ricordati per quelli che hanno sbagliato la convocazione delle elezioni. A me sembra una roba, ecco. Quindi quando leggo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, leggo che politici veneti che dichiarano adesso Zaia convochi le urne, vuol dire non aver capito niente. Ma veramente cosa c'entra il terzo mandato con la convocazione urne? Niente, perché l'amministrazione comunque scade. Altro? Prego. Mi ricollego alla domanda della collega per chiedere... Che si collega alla collega. Esatto. Riforma delle IPAP, terzo mandato degli assessori e fine vita lato amministrativo, visto che erano 3 priorità da sapere. Ma sul fine vita ci sarà anche probabilmente un incontro tra governatori su questo tema, perché pian piano i nodi arrivano al pettine, no? Nel rispetto delle idee dei singoli, però è oggettivo che noi regioni ci ritroviamo a gestire un tema in virtù di una sentenza e 2 solleciti della Corte Costituzionale, la sentenza del 2019. Quindi sul fine vita si andrà avanti, ma per quanto riguarda eventuali provvedimenti sono squisitamente di natura tecnica, non sono di Consiglio regionale.
E quindi il dottor Annichiarico sta anche verificando questi aspetti. Tanto è vero che anche rispetto al caso di Padova siamo intervenuti anche con io ho mandato un'ispezione a Padova, tanto per capirci. Io assieme all'assessore Lanzarini, scusatemi, abbiamo mandato un'ispezione a seguito della notizia che sembrava di... Torniamo in studio dopo aver sentito ancora parlare di politica, di elezioni, delle prossime elezioni regionali da parte di Zaia. Come avete sentito, la data verrà decisa dopo il parere del Consiglio di Stato, perché ci sono queste due leggi contrapposte, una regionale e una nazionale, che indicano due periodi diversi per le elezioni, e quindi Zaia ha detto: voglio essere sicuro prima di indire le elezioni che magari saranno poi messe in discussione da un ricorso da parte di chi ha magari perso la tornata elettorale. 12:39, poi torniamo a Palazzo Balbi. Adesso andiamo a Padova per parlare di un altro episodio di violenza che è accaduto nelle piazze, quindi nel cuore del centro storico nei giorni scorsi. Protagoniste alcune ragazzine, ma anche tante persone che si sono fermate a guardare questa violenza senza intervenire, le vittime addirittura 2 agenti della Polizia Municipale. La richiesta di aiuto alla radio: centrale, veloci, urla l'agente della polizia locale, accerchiato insieme alla collega da centinaia di giovani mentre sta tentando di sedare la lite tra 2 ragazzine. Le 2 giovani però continuano ad insultarsi, a tirarsi i capelli. Una, forse quella che ha scatenato l'aggressione, si divincola per scappare dalla vigilessa contro cui si accanisce con una violenza inaudita. La pattuglia della polizia locale era l'unica sabato sera in Piazza dei Signori. Non ci sono agenti in più che possono dedicarsi a una determinata zona, quindi evidentemente se una determinata zona è particolarmente controllata ne va di conseguenza che le altre zone, tutta Padova, sia meno controllate. Noi mesi scorsi avevamo il servizio interforze nelle piazze e sabato sera c'era una volante della polizia locale, punto. Se la zona rossa della stazione è presidiata, il rischio è che il centro rimanga scoperto, sottolinea Bonavina. È capitata questa situazione di sabato sera, ma potrebbe ricapitare, quindi ecco, dobbiamo valutare che non possiamo mandare allo sbaraglio una pattuglia, che sia polizia locale, che sia polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza. Credo che sia veramente la stessa cosa, ma in certe zone è necessario che ci sia un controllo un po' più importante. Sono le 22 di sabato sera, mentre si consuma la violenza sono tanti i cellulari pronti a riprendere, ma solo 2 i ragazzi che cercano di fermare la giovane che picchia la vigilessa e che alla fine riesce a scappare. Un'altra cosa sicuramente brutta è il fatto che tutti quei ragazzini che erano lì attorno coi telefonini a riprendere, invece di intervenire, invece di separare queste 2 ragazze, sembrava quasi le incitassero per avere un video ancora più bello da postare sui social. L'indagine ora sta cercando di capire come sia iniziata la lite, se ci sia stato un furto o una rissa scaturita da un diverbio. Nel frattempo gli agenti accerchiati hanno riportato contusioni guaribili in 7 giorni. A loro la solidarietà dell'assessore e il sostegno del sindacato. Una pattuglia si è sganciata alla zona rossa, e parlo della polizia locale perché chi è intervenuto per prima è stata la polizia locale. Altre 2 pattuglie della polizia locale sono intervenute prontamente a difendere i colleghi. Poi ovviamente hanno immobilizzato le 2 ragazze e poi sono state portate negli uffici per evidenti pratiche di identificazione. Una pausa da questo argomento, perché poi torniamo ad occuparci di quello che è accaduto in Piazza dei Signori sentendo i residenti. Torniamo a Palazzo Balbi, ancora un momento in cui Zaia parla direttamente con i giornalisti. La politica, Presidente, con le defezioni, 2 consiglieri sono usciti dalla Lega. Non solo questione di riconoscenza nei confronti del partito, anche una questione umana, perché? Poi, statisticamente voglio ricordare che noi siamo in 34 come gruppo. C'è un livello di rapporto con Fratelli d'Italia che è solido. Fratelli d'Italia ha le porte aperte, se qualcuno entra, come accade in tutti i partiti, accoglie.
E poi c'è un livello invece di rapporto umano che mi spiace, prendo atto di queste due fuoriuscite e abbiamo iniziato un percorso insieme, secondo me non andava interrotto, ma andava concluso, anche nel rispetto dei cittadini che ci eleggono, ci hanno eletti e che ci chiedono di essere coerenti. E se ce ne fossero altre di defezioni? Ne prendiamo atto, la bottega non chiude. La bottega non sono due consiglieri qualsiasi perché sono entrambi presidenti di commissione, per cui diciamo hanno un surplus che imporrebbe, ha chiesto Villanova, anche un passo indietro. Sì, sono presidenti di commissione perché il nostro movimento politico li ha eletti con i 34 consiglieri che hanno espresso la loro volontà. Non è una mancanza di fiducia, ma è pur vero che anche da un punto di vista estetico penso che la proposta che fa il consigliere Villanova sia da prendere in considerazione. Pensavo alla cronaca che ha portato Padova alla ribalta nazionale, purtroppo con il caso di Piazza dei Signori non sono baby bulle che si piccano tra loro ma che non rispettano nemmeno più la divisa, insomma. Beh, è il segno dei tempi, ma non ci dobbiamo adeguare a questo. Intanto cominciamo col dire, oh ma non capisce. Scusate un attimo, grazie. Ritorniamo. Il caso Padova con la cronaca baby bulle che si picchiano tra loro e che prendono di mira però anche dei vigili. Una vigile è stata pestata a sangue purtroppo. Sì, segno di tempi e non è qualcosa dal quale ci dobbiamo omologare. È scandaloso quello che sta accadendo. Da un lato ricordiamo che c'è una foresta che cresce di ragazzi per bene che studiano, lavorano, hanno progetti di vita, non vanno in giro a pestare i coetanei. Dall'altro ci sono questi casi che sono isolati rispetto alla grande popolazione dei giovani che vanno a lordare la reputazione dei ragazzi per bene e dall'altro commettono degli atti di criminalità, perché questi sono. Bisogna intervenire pesantemente con le leggi, non c'è altra soluzione. Guardate che la punizione è anche educativa, soprattutto in questi casi. Però c'è il problema delle zone rosse che ha sollevato per esempio l'amministrazione di Padova, cioè c'è il rischio che concentrando le forze dell'ordine in un luogo come è stato a Padova alla stazione con la coperta corta si scoprano luoghi dove invece c'è maggiore frequentazione. Secondo me è un problema invece di delinquenza, perché quando tu arrivi a picchiare le forze dell'ordine, la polizia locale e le forze dell'ordine, vuol dire che non è neanche più un problema di zone rosse, è un problema di inciviltà e del fatto che deve essere repressa con le leggi. Cioè noi siamo davanti a delle persone che quando saranno adulte, se non cambiano modalità di vita, saranno ancora più problematiche. Presidente, tornando alla politica, una domanda che si fanno i cittadini quando si andrà a votare, ora attesa la decisione da parte del Consiglio. Torniamo in studio, allora abbiamo sentito parlare anche del caso di Padova da Luca Zai, allora andiamo a sentire le opinioni su questa vicenda raccolte dalla nostra Chiara Gaiani, dai residenti delle piazze. Chidani continua a ribadire un intervento serio in queste zone, appunto in Piazza dei Signori in particolare. Sono i residenti che hanno chiamato nel caso specifico la polizia locale per quello che stava accadendo. Mi sono fatta portavoce dicendo, aspettando, era ormai le 2:15, che intervenisse ai vigili, ho fatto una richiesta di intervenire per far spegnere questa musica, che non è musica, sono bombardamenti di bassi. E ho detto, guardate, se voi non venite questo succederà, succede sempre. Signora, non dica così perché abbiamo avuto appena adesso 2 vigili ricoverati al pronto soccorso e perché c'è stata una rissa, eccetera. Io, siccome appunto prima di andare a letto e purtroppo le stanze sulla piazza, resto all'interno aspettando le 2 di notte, pensi lei, perché chiudono i locali. Quindi sono molto dispiaciuta con il vigile dicendo appunto che prima o poi poteva succedere, perché la piazza è terra di tutti e di nessuno. Sono le 2 di notte quando Antonio Dalla Costa, residente di Piazza dei Signori che da anni si batte contro la Movida e ne denuncia gli eccessi, chiama la centrale della polizia locale di Padova. Quanto accaduto dispiace, ma in Piazza dei Signori ogni nottata spritz è potenzialmente a rischio. Noi vogliamo il rispetto del regolamento che esiste, comunale, con rispetto degli orari, con rispetto dell'altezza del suono quando c'è quella, chiamiamola musica che c'è, con anche il rispetto proprio della quiete e del fatto che vengano i vigili a regolamentare anche la strada, perché la strada è occupata da centinaia di persone. Anche Alberto Mazzocco, residente che fa parte della consulta di quartiere centro, racconta il suo disagio. Insulti verbali quando si rientra di sera a piedi a casa, rumore eccessivo dei locali contro cui sembra impossibile fare qualcosa. Noi abbiamo chiesto come consulta
all'ARPAV di fare le misure. Non sappiamo a distanza di un anno se le misure siano state fatte, dove, quando, in che tempi, in che modi, non si sa niente. Devo dire che abbiamo trovato anche un certo ostruzionismo da parte dell'amministrazione. Allora ancora questa vicenda che terrà ovviamente accesi i riflettori sulle piazze di Padova nelle prossime ore, nei prossimi giorni. E a proposito di violenza, però, adesso andiamo a Valdagno, quindi in provincia di Vicenza, dove c'è stato un violento litigio tra padre e figlio di origini indiane, e entrambi sono finiti al pronto soccorso. Valdagno, una violenta lite che esplode improvvisamente per strada la domenica sera. Siamo in via San Lorenzo, dove padre cinquantenne e figlio ventunenne di origine indiana vengono aggrediti da due connazionali. Non sono ancora chiari né il motivo né la dinamica del diverbio. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Valdagno. A quanto pare i quattro si conoscevano e sarebbero stati in compagnia fino appunto al momento dello scontro dovuto verosimilmente a futili motivi. Gli aggrediti sono finiti all'ospedale, al pronto soccorso, per fortuna senza gravi conseguenze. Una zuffa avvenuta sulla strada, in zona centro storico, forse a causa di alterazione dovuta ad alcol. Ma adesso toccherà agli investigatori chiarire le responsabilità. E noi ovviamente cercheremo sempre di aggiornarvi su tutti questi fatti di cronaca mano a mano che accadono. 12:49, martedì 15 aprile, siamo insieme da mezzogiorno, ancora con voi fino alle 13:30. Siamo stati a Mestre, a Venezia, a Padova, a Belluno, anzi a Ponte nelle Alpi per la precisione, a Montebello Vicentino per parlare del Bomba Day. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi di cronaca, ancora dobbiamo uscire dallo studio per altri collegamenti. Nel frattempo andiamo a Montebelluna per una rissa violentissima che è scoppiata durante i festeggiamenti di Carnevale a Montebelluna. I carabinieri hanno denunciato 8 giovanissimi, 4 sono minorenni, e il sindaco Bordin dice obbligarli a trascorrere con ragazzi diversamente abili potrebbe essere una giusta, non punizione, perché anzi non si può certo considerare tale, ma insomma è un modo per riavvicinarsi, possiamo dire, alla società. Nel bel mezzo della sfilata di Carnevale un gruppetto di ragazzini aveva pensato bene di far scoppiare una rissa per futili motivi, un momento di grande paura per le famiglie che avevano portato in piazza i figli per poter seguire i festeggiamenti. Dopo un mese e mezzo i carabinieri, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno identificato e denunciato i responsabili della violenta colluttazione. Si tratta di 8 ragazzi, 4 minorenni, 2 sono fratelli di un campo nomadi della zona, uno già conosciuto alle forze dell'ordine. Tutti quei ragazzi che poi vengono pescati a fare idiozie di qualsiasi tipo, che siano risse o anche altre situazioni pericolose, secondo me dovrebbero essere obbligati a trascorrere del tempo con dei ragazzi diversamente abili. Secondo me in questo modo riuscirebbero ad essere utili ai propri coetanei e a capire anche la profondità della vita. Ecco. E di pene più severe parla Alberto Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Le nostre città, tuona, non possono diventare ostaggio di giovani sbandati in cerca di emozioni. Spero in una pena esemplare e per esemplare anche i lavori a favore della comunità, taglio dell'erba, pulizia delle strade o assistenza fuori dalle scuole. Un fenomeno, quello delle baby gang, che continua a dilagare. La mancanza di rispetto è poi diventata una regola. Sempre a Montebelluna si è verificato un episodio increscioso nel fine settimana. Alcuni giovani hanno deriso davanti ad un bar una ragazza portatrice di handicap, imitando la sua camminata e prendendola in giro. Episodio che non è passato inosservato e rilanciato anche via social. Credo sia incommentabile, ecco, perché è assolutamente inumana e vergognosa. Non so nemmeno cosa dire da un punto di vista proprio umano emotivo, perché devo cucirmi la bocca, come spesso mi capita, perché le persone così non sono nemmeno persone. Adesso andiamo nel Veneto orientale, a Meduna per la precisione, Meduna di Livenza, perché sotto la pioggia mi sembra ci sia Cristian Arboit con Tommaso Migot, che sono andati a vedere di persona la situazione, che è abbastanza, non credo preoccupante, però insomma da seguire con attenzione. Cosa sta succedendo, Cristian? Cerchiamo di fare veloci perché vi state bagnando alla grande.
Buongiorno Federico, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Tommaso Migot. Siamo a Meduna di Livenza con il sindaco Arnaldo Pitton, la comandante dei Vigili, ci sono anche dei residenti, Renata e Benedetto, poi parleremo anche con loro. Sono ore di allerta gialla, non solo a Meduna di Livenza ma in tutto il Veneto orientale, allerta gialla per criticità idrogeologica che riguarda soprattutto appunto il versante della Livenza Tagliamento Lemene. Sindaco Pitton, lei è operativo da ore, ci sono delle prime chiusure anche perché ci sono dei primi allagamenti. Ci può fare un quadro? Sì, diciamo che vista la notte con molta pioggia copiosa e anche questa mattina e anche adesso abbiamo delle zone tipo qua che siamo in via Runco Sud, una zona periferica adiacente le aree sportive. Qua purtroppo, essendo anche come un territorio comunque basso, ha la tendenza di allagare. Abbiamo dovuto emettere una ordinanza questa mattina di chiusura per sicurezza stradale. Ecco, perché appunto il fenomeno cosiddetto dell'acquaplaning, insomma, è una questione di sicurezza per il momento. Beh, certo, ci sono punti dove l'acqua addirittura proprio attraversa la strada asfaltata e va dall'altro fosso, e quindi è un pericolo molto grave e va chiusa la strada. Lei deciderà fra un'ora circa, alle 2, se riunire il COC, il centro operativo comunale. Alle 2 è fissata la pubblicazione del bollettino della regione, del centro decentrato della protezione civile. Sì, allora per quel che riguarda il COC ci riuniremo, capiremo come fare, però ecco, questo ci rasserena un po' e ci dà tranquillità, perché il fiume Livenza, il fiume Malghera e il San Bellino attualmente non destano alcuna preoccupazione perché sono dentro il letto del fiume, quindi al momento siamo in tranquillità, tranne appunto le zone periferiche di Meduna. Ecco, qui parliamo del canale Borrida che confluisce poi nel... Sì. Abbiamo due canali importanti, uno è il Borrida, che è questo qua, e uno è un altro canale che emettono tutta l'acqua dei fossi, vanno all'interno del fiume Livenza. Prima dell'uscita del fiume Livenza nel canale Corella ci sono anche delle idrovore montate dal consorzio a suo tempo per appunto svuotare in caso di forti piogge. Sono entrati in azione questi idrovore? Credo proprio di sì. Comandante, posso fare una battuta velocissima anche con lei, agente scelto, voi appunto anche voi state monitorando come polizia locale, probabilmente ci saranno altre chiusure nel pomeriggio, insomma una situazione in evoluzione. Sì, assolutamente sì, valuteremo, fra un'ora anche il tratto stradale adiacente, l'acqua sta salendo, per cui credo che effettueremo un'ulteriore chiusura proprio per salvaguardare la sicurezza dei cittadini e di chi transita. Grazie. Renata, Benedetto, chiedo una battuta anche a voi, insomma sappiamo che è una zona particolarmente fragile, quella di Meduna di Livenza, della zona del Livenza. Voi come avete convissuto nel tempo con questa fragilità? Ogni volta che piove, questi disastri qua che piove, vengono questi problemi qua dell'acqua che si allaga tutto quanti qua, la strada in fondo qua, i fossi, il problema più grande è in fondo qua, che è proprio la strada che passa, che viendo la strada e praticamente si congiunge due o tre fossi e purtroppo la allaga tutta la strada, che praticamente gli ha dovuto bloccare anche la strada. Infatti è un problema, signora Renata, che si ripete abbastanza spesso. Speriamo vada tutto bene come solito. Si confina nelle prossime ore, chiaramente, anche voi avete una certa apprensione. Sì, speriamo bene. Grazie Renata, grazie Benedetto, grazie Sindaco Pitton, grazie all'agente scelto. Situazione in evoluzione non solo a Meduna di Livenza ma in tutto il Veneto orientale. Con Tommaso Migot, Federico, ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie Tommaso, come sempre collegamenti che rendono bene la situazione reale sul campo, diciamo così, quelli di Cristian, e quindi la possibilità per noi di capire veramente cosa sta accadendo, e in questo caso parlavamo del Veneto orientale, delle piogge che rendono un po' preoccupante la situazione a causa dei fossi che si riempiono d'acqua. Ci fermiamo per un attimo, poi parliamo di politica, una breve pausa, poi Focus TG torna, lo ricordo, fino alle 13:30.
ancora mezz'ora insieme, parliamo ora di politica locale, padovana per la precisione, perché Giampiero Avruscio è il nuovo segretario cittadino di Forza Italia. Accanto a lui è eletta la nuova segreteria e tra l'altro spuntano i nomi di parecchi fuoriusciti dalla Lega, un argomento che aveva affrontato anche Luca Zaia pochi minuti fa quando ci siamo collegati per sentire il suo punto stampa a Palazzo Balbi. 3 donne al tavolo dei relatori, la ministra per le riforme Maria Elisabetta Casellati, l'ex senatrice Roberta Toffanin, l'ex deputata Lorena Milanato, un uomo come nuovo segretario cittadino Giampiero Avruscio. È una Forza Italia che si presenta per contare al tavolo delle trattative per il nuovo candidato sindaco della città di Padova, quella che si confronta per la segreteria eleggendo per acclamazione il candidato unico Giampiero Avruscio, nome su cui tutte le varie anime del Partito Azzurro si sono ritrovate. Come coordinatore di Forza Italia ne sono onorato, ma sono consapevole e soprattutto sento questa grande responsabilità di servizio soprattutto per la comunità insieme alla squadra che ha voluto eleggermi come candidato unitario. Se il primo appuntamento sono le regionali, il tavolo di confronto vero con gli alleati sarà la poltrona di sindaco di Padova, sulla quale Forza Italia non nasconde le sue ambizioni. Una Forza Italia New Edition, forte dei vari ingressi dalla Lega e qualcuno anche da altri partiti del centrodestra. Nella segreteria la passionaria Wanda Pellizzari, l'ex assessore della Giunta Bitonci Alain Luciani, ma anche Davide Favero e Luca Deiana. In segreteria anche Fernando Zilio, Sebastiano Arcoraci e la new entry Lorenzo Innocenti. Un partito al lavoro per l'ascolto della città, la promessa di Avruscio. Una squadra che è formata da persone competenti che hanno esperienza qui in città e credo che la prima cosa che deve fare una squadra è quello di saper ascoltare tutte le forze vive che esistono qui in città, dall'associazionismo alle forze produttive, ai cittadini. Sempre politica, però parliamo adesso di regione, perché si è aperto nel centrodestra e nella Lega un po' il dibattito sulle strategie dopo lo stop definitivo alla terza candidatura di Luca Zaia e dopo le ultime indiscrezioni che hanno visto protagonista Mario Conte, il sindaco di Treviso, proprio lui ha deciso di chiarire la sua posizione. Mi dispiace quando delle dichiarazioni che sono assolutamente normali, come dire che chi milita nella Lega è sempre pronto a rispondere presente al proprio partito, poi vengono strumentalizzate o utilizzate per danneggiare l'una o l'altra persona. Mario Conte non ci sta a cadere nella tela del ragno e con un post assai poco criptico lancia un avviso ben chiaro ai naviganti nella corsa alla presidenza della regione dopo la pronuncia della Corte Costituzionale sulla Campania che mette il definitivo stop ad un ulteriore mandato per Luca Zaia. C'è da definire il peso dei partiti della coalizione di centrodestra nella scelta del candidato presidente di una regione che per la Lega rappresenta la linea del Piave. C'è da definire il nome sul quale il Carroccio, sondaggi alla mano, deciderà di puntare. Dopo qualche uscita, non so se giornalistica o frutto di disegni di altro tipo, propendo per la seconda opzione, è meglio mettere in chiaro alcune cose, scrive quindi il sindaco di Treviso, da tempo tra i papabili della Lega a Palazzo Balbi, una rosa di nomi che vede, oltre a Conte, in pole position quello del segretario della Lega e vice segretario federale Alberto Stefani, seguito dall'attuale vicepresidente della regione Elisa De Berti, fedelissima di Zaia, o del capogruppo del Consiglio Alberto Villanova. E sono proprio i disegni di altro tipo del post a far capire a cosa e a quali amici strateghi Conte si riferisca. Dispiace vedere quando mi vengono attaccate definizioni come si è scavato la fossa, si è autocandidato. Io non mi autocandido da nessuna parte, io sono chiamato a servire la comunità trevigiana e il mio impegno è totalmente dedicato a questa città. Se qualcuno pensa attraverso questi giochetti di mettermi fuori partita non si deve preoccupare, cioè io se la Lega non vuole la partita manco la gioco, la giocherò da militante, da sostenitore della Lega, sicuramente a sostegno di qualsiasi sia il candidato, perché la cosa che ho detto è che la Lega ha tanti amministratori e militanti che sono in grado di ricoprire quel ruolo.
Adesso andiamo a Cortina, dove è stato immortalato un lupo a spasso nella centralissima via Roma. La fotocamera di una cittadina lo ha appunto immortalato davanti al ristorante Pizzeria Vienna. I 2 video sono stati postati su Facebook, in men che non si dica sono stati condivisi da centinaia di utenti. Sorpresa, un po' di timore per la giovane donna che ha detto di essere salita in auto alla velocità della luce. Il sindaco Gianluca Lorenzi ha avvisato la polizia provinciale che sta effettuando un censimento nel Bellunese. In un avviso rivolto alla cittadinanza, Lorenzi chiede di non mostrarsi confidenti e soprattutto di non dare da mangiare al lupo, se no, ha riferito il primo cittadino, rischiamo di replicare quanto sta già accadendo con i cervi che anziché stare nel bosco sentono forte il richiamo del paese. Adesso la cronaca e torniamo a Padova perché c'è stato un controllo della polizia in una macelleria etnica di Piazza De Gasperi, denunciato il proprietario, sequestrati alimenti freschi e surgelati mal conservati. Ha 15 giorni di tempo per rimettere tutto a posto il titolare della macelleria etnica di Piazza De Gasperi, controllato dalla polizia con la Guardia di Finanza e gli ispettori dell'ULSS, dopo una serie di segnalazioni arrivate all'agente di quartiere. Numerose le violazioni riscontrate che hanno portato alla denuncia del titolare, un cittadino pakistano che aveva alle sue dipendenze 4 connazionali privi di qualsiasi contratto di lavoro, 2 risultati addirittura clandestini in Italia. Tra le irregolarità, la strumentazione mai sottoposta a revisione, così come la presenza di videocamere senza alcuna delibera da parte dei presenti, nessun rispetto delle regole di formazione e soprattutto della conservazione degli alimenti. Pesce e carne, surgelati e freschi, infatti, venivano conservati a temperature diverse da quelle previste dalla catena del freddo, con elevato rischio di contaminazione. Per questo tutti gli alimenti sono stati sottoposti a sequestro. In totale sono state elevate sanzioni per 2.500 euro. Adesso andiamo a parlare di Consorzio Brenta, consorzio per il quale si sono svolte le elezioni, ma poi c'è stato uno stallo, non si riesce a nominare il presidente e il vicepresidente. Pare che adesso ci sia uno spiraglio, invece questo ci raccontano i nostri colleghi della redazione di Bassano. La data è arrivata e il Consorzio di Bonifica Brenta non ha ancora una presidenza. Il 15 aprile era stato indicato dalla Regione Veneto come ultimo giorno per eleggere le massime cariche dell'ente. Nell'assemblea, la quinta in poche settimane, convocata dal presidente uscente Enzo Sonza, ancora una volta c'è stato un nulla di fatto, mancando i numeri per dare regolarità al voto. Si è aperto però uno spiraglio grazie ad un tavolo di trattativa che potrebbe portare ad una svolta e ad un accordo bipartisan. La lista degli agricoltori e quella degli ambientalisti, forti del 53% dei voti raccolti a metà dicembre, chiedono che la presidenza sia affidata a Martino Cerantola, offrendo in cambio alla lista L'Acqua e Vita di Area Leghista la vicepresidenza. La controrichiesta da parte di chi ha comunque 10 consiglieri su 20 è di avere deleghe significative nella gestione del consorzio. Le trattative sarebbero facilitate anche dalla presenza di alcune persone terze vicine a ciascuna lista. Marina Montedoro, direttrice di Coldiretti Veneto, Verusca Grandene, avvocato per gli ambientalisti, ed un esponente più conciliante della terza lista. Sono ore frenetiche di discussioni per evitare il commissariamento che la Regione ha pronto nel cassetto. Un eventuale secondo voto, se lo stallo non si dovesse sbloccare, è previsto in autunno. Solo le prossime ore scioglieranno i dubbi e daranno una risposta, si spera definitiva, dopo 4 mesi di gestione in proroga di un ente che è rimasto di fatto bloccato a discapito del territorio e delle sue esigenze. Grazie a Mirko Cavallini per questi aggiornamenti sulla vicenda del Consorzio Brenta. Adesso torniamo alla cronaca a Vicenza con 2 capitoli che riguardano il primo via Torino, con il degrado sotto il murales di Paolo Rossi nell'area di un ex supermercato. Trovano bivacco e rifugio drogati e spacciatori. I cittadini hanno ottenuto una parziale pulizia dell'area, ma non basta, affermano.
Il degrado in città, derivato sostanzialmente dallo spaccio e dal consumo di droga, è una piaga che contraddistingue non solo più Campomarzo e aree limitrofe, ma si estende ormai in tanti quartieri. Un'emergenza sempre più segnalata dai residenti, difficile da eliminare, che ha cause profonde e responsabilità istituzionali a vario livello, nazionale e locale. Non basta semplicemente un'opera di controllo e repressione delle forze dell'ordine. Alcune dinamiche del degrado sono ormai chiare, come lasciare in stato di abbandono edifici residenziali o commerciali che col passare del tempo diventano veri e propri buchi neri urbanistici e sociali, ricettacolo endemico della microcriminalità, come in via Torino, dove l'area a ridosso dell'ex supermercato sotto il murales di Paolo Rossi è diventata una specie di prateria dove bivaccano balordi di vario genere, soggetti che, restando impuniti per i loro comportamenti al di fuori delle regole del vivere civile, si sentono sempre più padroni del territorio, minacciando residenti e commercianti, cittadini che si sono ribellati la scorsa settimana chiedendo a gran voce al comune di intervenire. La proprietà dell'immobile ha così effettuato una bonifica primaria su pressione dell'amministrazione comunale, ma i soggetti pericolosi stanno pian piano tornando, incuranti di quanto è stato fatto finora. I residenti però non mollano. Da parte nostra vi è la necessità di vivere un ambiente tranquillo e ovviamente salutare, anche perché qui giocano bambini e via dicendo, e ovviamente che vi sia soprattutto una prospettiva e che sia presa una posizione definitiva. Quindi ben venga quello che è stato fatto, ma è il primo passo verso una soluzione che deve essere definitiva per un riuso di quest'area. Le loro richieste sono già state formalizzate alla Giunta attraverso un'interrogazione del consigliere comunale Raffaele Colombara. Quest'area deve essere riutilizzata in maniera positiva, cioè questa struttura, e sono state fatte tante ipotesi, bene, è il momento di concretizzarle, e questo è un tema che purtroppo stiamo vedendo, tastando con mano, siete venuti anche voi, anche in altre zone dove questi ex supermercati, se sono vuoti, producono dei buchi neri in mezzo ai quartieri e con tutte le conseguenze che ci sono, e quindi dobbiamo continuare a starci sotto e soprattutto trovare delle soluzioni che diano vita, facciano ritornare vita nei quartieri. E da via Torino ci spostiamo a Parco Querini, sempre a Vicenza, perché continuano ad arrivare in redazione foto che documentano il degrado. Le ultime immagini riguardano proprio la sporcizia in quest'area. Degrado, un'emergenza che a Vicenza ormai è sempre più evidente per chi vive nei quartieri come in centro storico. Quelle che mostriamo sono foto scattate nel weekend. I telespettatori segnalano e noi di Rete Veneta trasmettiamo. Ecco le condizioni in cui si trovava sabato mattina Parco Querini, una delle zone verdi più frequentate dai vicentini. Purtroppo quello che stiamo vedendo è colpa della maleducazione e dell'inciviltà di chi utilizza il parco, senza considerare che non è casa propria ma la casa di tutti i cittadini e che come tale va rispettato. Invece cosa troviamo? Bottiglie di plastica gettate per terra, sacchetti, cartacee. Ma a onor del vero c'è anche molta civiltà, lo dimostrano i cestini pieni, vuol dire che vengono utilizzati, ma allora vanno anche svuotati. Sì, perché se no succede quello che vediamo, cestini riempiti a tal punto che, con tutta la buona volontà, diventano inutilizzabili. Diversi rifiuti fuoriescono perché è in esubero, ma c'è anche sicuramente la pigrizia di qualcuno che, trovando i cestini pieni, decide che piuttosto che cercarne qualcuno ancora capiente, preferisce abbandonare i propri rifiuti ai piedi dei cestini colmi. Purtroppo anche le panchine vengono lasciate in disordine, tra bottigliette di plastica e cartacee abbandonate ancora svolazzanti sul prato. Decisamente non un bel biglietto da visita per un parco che è il polmone verde di Vicenza. Adesso andiamo, anzi scusate, ci fermiamo per un attimo, poi torniamo a parlare di alpini, perché c'è stata la consegna della cittadinanza onoraria. Ci vediamo tra un attimo. Alle 13:19, come vi avevo anticipato, andiamo a Possagno perché c'è stata la consegna della cittadinanza onoraria agli alpini.
Questa è la prima cittadinanza onoraria del nostro comune. Oggi quindi un orgoglio enorme poterla dare all'ANA, proprio per il significato che ha, perché l'Associazione Nazionale Alpini e gli alpini sono legati al nostro territorio in maniera profonda, legati alle nostre montagne, dove hanno combattuto nella prima guerra mondiale e nelle battaglie belliche, dove però hanno saputo portare avanti questo legame attraverso la solidarietà di tutti i giorni, in particolar modo durante il periodo del Covid, ma tutti i giorni gli alpini sono presenti e rispondono sempre presente alle richieste dell'amministrazione. Cittadinanza onoraria all'Associazione Nazionale Alpini, una giornata carica di emozioni a Possagno, dove il sindaco Valerio Favero ha consegnato nelle mani del presidente ANA Sebastiano Favero la targa che attesta come le penne nere siano a tutti gli effetti cittadine del luogo che diede i natali ad Antonio Canova. E neanche a dirlo, la cerimonia si è svolta proprio all'interno della Gipsoteca, dove sono custoditi i capolavori dello scultore neoclassico. Tanta l'emozione del possagnese Doc, che ha ricevuto il riconoscimento dalle mani, tra l'altro, di una persona a cui è particolarmente legato. Per me oggi questo è un riconoscimento del tutto particolare, visto che io sono comunque cittadino di Possagno, che comunque sono nato e ho fatto tutta la mia vita praticamente in questo paese, che poi me la consegni mio figlio. Direi che l'emozione è stata doppia, e la soddisfazione e l'avere il riconoscimento anche da parte della mia realtà, dei miei cittadini, ecco, di tutta l'associazione come cittadina onoraria, credo che sia una cosa che è impagabile. Quindi io oggi sono veramente contento, e sono contento non solo per me ma per tutti gli alpini. Andiamo in Friuli Venezia Giulia adesso per il silenzio assordante che avvolge il caso Liliana Resinovic. Dopo le reazioni a caldo dell'iscrizione nel registro degli indagati del marito della donna, Sebastiano Visentin, le bocche rimangono cucite dalla procura ai legali di Visentin, che è stato contattato al telefono dal nostro collega. Bocche cucite sull'indagine per omicidio a carico di Sebastiano Visentin, bocche cucite davvero di tutti, dai suoi avvocati alla procura fino a Visentin stesso, che secondo quanto preso sarebbe sulla via di ritorno per Trieste dopo il blitz in Austria del fine settimana. Secondo quanto filtra non sarebbe arrivata ancora nessuna comunicazione agli avvocati, Paolo e Alice Bevilacqua, in merito a un interrogatorio in procura del loro assistito, mentre gli inquirenti procedono con le analisi dei reperti sequestrati a casa del marito di Liliana Resinovic, guanti e maglione che indossava il giorno della scomparsa della moglie, oltre ai tanti arnesi, fra cui centinaia di coltelli. L'uomo si chiude ora in un insolito silenzio, seppur a caldo nei giorni scorsi avesse commentato la notizia del suo nome iscritto al registro degli indagati. Il monito dei suoi legali appare evidente: basta apparizioni in televisione. D'ora in poi per qualsiasi cosa si muoveranno e parleranno i miei avvocati, dovete sentire loro, ha riferito questa mattina Visentin, raggiunto telefonicamente dalla nostra emittente. Un silenzio assordante, quello vissuto nelle ultime ore, non solo di Visentin, ma come detto da parte di tutti. Cosa dunque si sta muovendo a livello di indagine? Il marito di Liliana è destinato a essere l'unico indagato? È cambiato qualcosa dalla pubblicazione della consulenza medico-legale della dottoressa Cattaneo fino ad ora? D'altronde, sabato scorso, alla nostra domanda, il questore di Trieste aveva risposto così. Le nuove investigazioni vengono portate avanti quindi dalla Polizia di Stato? Diciamo che ovviamente ogni cambiamento di direzione implica che ci siano delle immaginabili novità, quindi qualche cosa ci deve essere. E adesso cambiamo argomento, perché il Veneto attende fra poche settimane l'arrivo del Giro d'Italia di ciclismo. Fra le tappe più attese, la 15ª, che domenica 25 maggio partirà da Fiume Veneto e arriverà ad Asiago dopo aver scalato il Monte Grappa. In altopiano è stato presentato il comitato di tappa che renderà omaggio ad un grandissimo campione. Ci raccontano tutto Vanessa Banzato con la collaborazione tecnica di Alessandro Costa Curta. Manca poco più di un mese al 25 maggio, quando la città di Asiago si colorerà di rosa con l'arrivo della tappa del Giro d'Italia. Come il sindaco Roberto Rigoni Stern e l'assessore allo sport Franco Sella, e allora mi rivolgo subito al sindaco e chiedo insomma cosa c'è da aspettarsi per questa giornata splendida. Ma sarà un grande evento, una festa per tutti i nostri cittadini, per tutti i turisti che vorranno venire ad assistere all'arrivo di questa tappa Fiume Veneto Asiago, una tappa molto complessa che tra l'altro percorre 4 comuni del nostro altopiano, quindi è certamente un momento di grande valore sportivo e che ci darà la possibilità di avere una grandissima visibilità a livello mediatico, e credo che chi
assisterà a questo arrivo, chi assisterà anche a queste immagini anche televisive, avrà modo di rendersi conto della bellezza straordinaria del nostro territorio e di quello che è il senso appunto del valore sportivo che vorremmo conferire a questa manifestazione così rilevante. Assessore Sella, abbiamo sentito anche alcuni atleti che quotidianamente anche in bicicletta percorrono le strade di Asiago e hanno detto che questo è un territorio splendido per lo sport. Ma sicuramente un territorio che si presta a qualsiasi genere di sport. Tra l'altro partiamo dai 1000 metri, arriviamo a 2000 metri, per cui sport estivi, sport invernali, ma voglio anche ricordare che quel giorno probabilmente ci sarà anche un atleta locale di Enego, Andrea Pasqualon, che gareggerà durante questa tappa, quindi noi ovviamente tiferemo anche per lui. Quindi ci sarà, diciamo, un plus, ecco, questo sostegno, questo tifo. Ma sicuramente per noi il Giro è un momento di sport, un evento sportivo di condivisione, ma poi è un momento di festa, perché avendo veramente tantissimi appassionati non solo di ciclismo ma di tutti gli sport, non possiamo che essere contenti nel vedere transitare per le nostre terre la carovana. Poi c'è da dire che c'è anche un anniversario particolare, perché era il 5 maggio del 2000 quando Gino Bartali se n'è andato e voi avete voluto dedicare proprio, io mi sposto così lascio spazio, avete voluto dedicare il manifesto della tappa dell'altopiano proprio a Bartali. Sì, è il logo di tappa che è particolarmente evocativo perché richiama i simboli di Asiago, dell'altopiano, con l'osservatorio astrofisico, il nostro sacrario, in una concezione futurista della grafica, ma soprattutto al centro il nostro grafico Nicola Vella era voluto posizionare un Gino Bartali al 25° anno dalla sua morte, che è stato un grande protagonista del Giro d'Italia, questo a rinsaldare il legame che la città di Asiago ha con il Giro d'Italia, perché per noi questa è una tappa molto importante che torna dal 2017 e che ci lega idealmente con un filo conduttore alla prima tappa di Asiago, che è stata quella che si celebrò nel 1930. Quindi la storia che si ripete e lo sport al centro della nostra terra. Questo credo sia un messaggio importante che valorizza anche la grande vocazione sportiva del nostro territorio e soprattutto la vocazione ciclistica, perché sempre più persone scelgono le loro vacanze a Asiago e l'altopiano proprio per la ciclopedonalità, e questo ci dimostra appunto l'importanza che questi eventi hanno anche nella valorizzazione e nella promozione del nostro territorio. E adesso ci spostiamo a Pordenone per parlare di una vicenda legata allo sport, però non è una vicenda edificante. Attimi di follia a Spilimbergo, nel Pordenonese, durante una partita del campionato juniores tra Spilimbergo e Cavolano. Era al 44esimo del secondo tempo, la gara ormai chiusa sul 7-0 per i padroni di casa, quando un fallo in area di rigore è costato il secondo cartellino giallo e l'espulsione a un giovane giocatore del Cavolano. La reazione è stata improvvisa e violenta, il ragazzo minorenne si è avventato sull'arbitro e lo ha colpito con una testata in pieno volto. Sapevamo di questo gesto, avevamo solo capito che è stato espulso per protesta con l'arbitro, e che c'è stato un incontro avvicinato con l'arbitro, ma non sapevamo questa testata. Abbiamo fatto il giro di chiamate ai ragazzi per sapere chi ha visto, e di tutti i ragazzi c'è stato qualcuno che era lì vicino, qualcuno che nel caos solo 2 o 3 hanno visto poco niente, però effettivamente c'è stata una testata da parte del ragazzo all'arbitro, per cui noi cosa possiamo fare una società? Prendiamo atto, il ragazzo mi ha detto che appena finisce di lavorare sentiamo, e gli dirò chiaro e tondo che va bene che è finito il campionato, però un atteggiamento del genere a Cavolano Calcio è inammissibile, punto. Ma non solo come società, ma anche a livello di rispetto delle persone fuori dal campo non ci siamo. Il direttore di gara, appena 18enne, è caduto a terra e la partita è stata immediatamente interrotta. Portato al pronto soccorso, ha ricevuto 5 giorni di prognosi per un colpo alla testa e un gonfiore sopra l'occhio destro. Un episodio che scuote il calcio giovanile friulano e rilancia l'allarme sul crescente clima di violenza nei campi. Purtroppo anche in Friuli Venezia Giulia, sempre più di recente, abbiamo questi episodi spiacevoli nei confronti dei direttori di gara, e questo diciamo è molto preoccupante. E purtroppo in questa stagione sportiva ci sono già 156 casi di violenza, di cui 60 casi gravi, con 317 giorni di prognosi totali,
e questi numeri sono preoccupanti e ci fanno particolarmente pensare sul futuro del ruolo del direttore di gara. Non sappiamo se ce la faremo o meno, ma è quello di riuscire a far sì che la figura dell'arbitro venga equiparata a quella di un pubblico ufficiale, in maniera tale che si possa scoraggiare l'aggressione nei confronti degli arbitri. Siamo in chiusura, finisce questa puntata di Focus TG, vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Focus, in studio avremo Pietro Bean, Mario Fabris, Morena Martini, tra i nostri ospiti ancora Pietrangelo Pettenò, Riccardo Zunski, Michele Toaldo e Stefano Valdegamberi. Parleremo di attualità, di politica, di cronaca, di tutto quello che diciamo si discute in queste ore. Ringrazio Andrea Basso e Francesca Pezzo in regia per avermi aiutato e sostenuto e ringrazio voi per averci seguito. Buona giornata a tutti.